cosa la sa Antonio, Andrea e Federico, basta, non lo sa nessuno. È stato un trauma per me, un trauma fortissimo. Ciao, benvenuto e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e come avete visto dal titolo, dalla miniatura e dalla persona che ho a fianco, oggi un cosa ne pensi epico. Mirko F93 dei Fuse. Ragazzi, ciao Mirko. Molte persone mi hanno chiesto di te. Sì, non lo so se c'è un motivo particolare per cui mi hanno chiesto di te. Io ho molto piacere nel fare questo format che sta piacendo e mi fa piacere con te. Quindi vabbè, voi lo conoscete molto bene. I primi nomi saranno random, andrò tra i tuoi seguiti di Instagram, diciamo un 5-6 nomi così, quindi randomicamente prenderò dei nomi, mi direi cosa ne pensi e poi dopo faremo la stessa cosa ma non sarà random, perché sceglierai tu. sì, mi sono diciamo preso alcuni nomi. Va bene, va bene. Li ho segnati nella lista. Prima di cominciare lasciate un bel mi piace, commentate qui sotto con il nome di un possibile altro ospite che vorreste vedere in questo format e condividete con i vostri amici il video. Allora, dammi il telefono, partiamo subito. Allora, 549 seguiti, quindi ci stanno. Allora, io con gli occhi chiusi ovviamente. Vai. Vediamo dove capita la mano. Cosa ne pensi di Voglio manco vedere. Off Samuel? Off Samuel. Ragazzi, lui prima di tutto è una bravissima persona, un grandissimo ragazzo e veramente lo posso paragonare a livello anche caratteriale a Simone Crispo. Siamo andati a trovarlo anche a Bologna, io e Simo, abbiamo fatto una sorpresa che abbiamo fatto e mi spiace tantissimo per quello che gli è successo, gli stiamo tanto vicino. E niente, posso dire di Samuel, in quello che fa è uno dei migliori per me. È il Poi più forte bravissimo. dal punto di vista calcistico di YouTube Italia. Allora, a livello calcistico dipende, nel senso che nella gabbia, quindi nell'uno contro uno, per me lui non ha rivali, cioè penso che sia la persona più forte, ma di gran lunga rispetto a tutti quanti. Per quanto riguarda invece calcio a 11, secondo me se la gioca con Simone, perché Simone nel campo a 11 comunque anche per il ruolo, che compensa un po' rispetto a Samuel che è centrocampista, se la giocano tanto secondo me, quindi nella gabbia non ha rivali Samuel. Ovviamente gli facciamo un grosso in bocca al lupo, lui lo sa, ti aspettiamo più forte di prima. Allora, andiamo avanti, cosa ne pensi di Patrizio Chianese? Patrizio. Giochiamo in casa qua. Sì, voglio Patrizio è una persona col cuore d'oro. La prima volta che andammo a registrare sul campo insieme a lui si presentò praticamente con tipo 20-30 mozzarelle, c'erano anche i Pirlas, c'erano. Me lo ricordo, c'ero anche io. Umilissimo, ragazzi, una persona, penso la persona più umile del web, una delle più umili del web, veramente. Come lo vedete dallo schermo così anche nella realtà, è uno che rispecchia molto di più quello che è fuori e quello che è dentro, diciamo, al web. Veramente, un bacione, Patrizio. Ti vogliamo bene. Allora, andiamo avanti. Vai. Per adesso sta andando bene pure perché tra i seguiti, diciamo, in teoria dovrebbero esserci persone che stimi. Teoricamente. Vediamo. Cosa ne pensi di Federico Marconi? Va, subito Federico. Allora, Fede, premettendo il fatto che io e Fede, magari a differenza di Andrea, non abbiamo mai avuto questa grandissima amicizia tra di noi. L'amicizia vera e propria c'è sempre stata con Andrea. Sono stati molto insieme anche all'inizio del nostro percorso su YouTube, quindi quello che diciamo si è interfacciato molto di più con lui è stato Andrea. Io comunque lo conoscevo, lo conosco e tutto. Federico, premettendo sempre che è una bravissima persona, ragazzo molto umile anche lui, ha creato quello che è la YouTuber League, YouTuber Summer Cup eccetera, non è facile fare tutto questo, organizzare tutto veramente. Ovviamente come tutti noi io ho miliardi di difetti, ovviamente anche lui ha qualche difettuccio in generale, è capitata quella situazione ahimè purtroppo dove ci sono andato diciamo di mezzo io, però in generale veramente non posso dirgli niente a Fede, cioè in tutto quello che fa veramente c'è stata, ripeto, solo quella cosa lì che poteva essere evitata. Infatti lui è venuto qui in studio, si è seduto qui con noi prima a parlare tra di noi per chiarire la situazione. Lui comunque, il fatto che comunque sia venuto qua è stato un gesto da grandissima persona, perché non tutti l'avrebbero fatto secondo me, da Roma venire a Napoli per chiarire con degli amici. Quindi ha capito che comunque ha fatto un errore come l'abbiamo fatto anche noi in quella situazione lì, è venuto qua a chiarire perché ci teneva tantissimo a noi, soprattutto a Fuse, e del fatto che comunque era successo con me. Si poteva evitare, sì, però di Fede veramente non posso che dire cose belle. E per contestualizzare, chiaramente ci riferiamo alla situazione che è successa dopo Napoli-Roma di 8-2 di YouTuber League. Erano cose che, tra virgolette, di spogliatoio, ecco, le cose teoricamente di spogliatoio dovrebbero restare nello spogliatoio, sul campo, eccetera, anche perché poi anche quando andiamo a fare YouTuber Summer Cup, tutte queste cose qua possono esserci litigi di qualsiasi tipo, però una volta che è finita la partita siamo veramente tutti amici. Poi quello che si dà in
impasto, tra virgolette, al pubblico può essere masticato, digerito in modo diverso, in modo soggettivo. Però quello che è oggettivo, secondo me, negli eventi che fa lui è l'amicizia, certo, che prevale su tutto, in tutti i sensi veramente. Ok, allora, prossimo cosa ne pensi? Vediamo il prossimo nome quale sarà, cosa ne pensi di Gnabry? Gnabry, Giambrai. Gnabry insieme a Pier sono delle macchine, sono delle macchine di content sono riusciti a creare questo pallone d'oro dal loro speciale e da lì hanno fatto il devasto su YouTube. Per me sono personalmente, secondo me, anche molto più forti di noi, Fuse Gamer, per quello che hanno creato e per come lavorano, perché noi siamo stati anche a casa loro molte volte e veramente, vi giuro, sono delle macchine da content, registrano, montano, stanno sempre sul pezzo, non lasciano nulla al caso, hanno delle menti geniali. Parlo di tutti e due perché alla fine è come se fossero una persona. Magari quello che tra virgolette comanda un po' di più è Pier, però comunque lui fa un grandissimo lavoro anche lui off cam, diciamo, magari non tutti vedono. Poi di persona è un bravissimo ragazzo, bravissimo, c'è stata quello battibecco, diciamo, con lui, ma a me la cosa, non so se tutti lo sanno, a me la cosa che ha dato tra virgolette fastidio di quell'intervento lì non è stato neanche il fallo in sé, il fatto che mi potesse fare male, ma è stato il fatto che io ero a terra e lui comunque è passato all'indietro non venendomi manco a dire oh come stai, magari capire nell'enfasi della partita eccetera, non ci sarà manco, non ci ha manco pensato, certo. Ecco. Abbiamo sbagliato tra virgolette entrambi, io nella reazione, lui non chiedermi scusa facendo il fallo, però comunque siamo ottimi amici, ci vediamo sempre quando facciamo i video, quindi non posso dire niente neanche di lui. Vabbè, comunque chiedi scusa a prescindere. Sempre, me l'ha chiesto tante volte scusa. Ok, facciamo l'ultimo, cosa ne pensi random. Vai. Vediamo il nome che esce, cosa ne pensi di Gilbert Nana. 24.000 palleggi in soli 18 minuti, quanti minuti Ha fatto pure un altro record, il gol con la barriera più alta in assoluto sul canale di Pirlas. No, non l'ho visto, devo vedere, devo correre a vedere. Sì, ma perché la gente come lui non molla mai. No. Gilbert è una forza della natura, ma non per quello che sta facendo ora, ma per quello che ha passato, per la storia che ha. Per la storia che ha, perché non tutti hanno la forza di poter fare quello che ha fatto lui e di poter resistere come ha resistito lui negli anni per venire qua in Italia, eccetera, eccetera. Poi, tra virgolette, come siamo fortunati anche noi a fare quello che facciamo, è stato, tra virgolette, fortunato anche lui a trovare questo ambiente, diciamo, di YouTube che l'ha coccolato, lo coccola, non solo YouTube, ma tutto il web. E devo dire la verità, è uno che veramente merita quello che sta ricevendo da tutti, lo merita per come è fatto, per come è spontaneo, per tutto, quindi grandissima persona anche lui e poi è un personaggio, fa schiattare le risate Gilbert. Mi ricordo tipo, diciamo, la partita del Summer e lui, diciamo, stava con la Juve e sperava nella nostra vittoria, mi caricava, diceva forza, devi segnare, devi vincere per noi, c'era la maglia della Juve, penso, vabbè. E niente, è un grande. È una persona molto molto generosa. Molto. Allora, è finito il tempo delle mele. Del random. Sì, del random. Okay, ma adesso passiamo alla mia lista di nomi che mi sono preparato. Vediamo se ci siamo preparati qualche nome succulento. Partiamo subito da un cosa ne pensi di David John Rubino. Allora, Rubino anche lui abbiamo avuto a che fare tante volte, abbiamo fatto anche dei contenuti su Rizzo con lui. Lui è un tipo particolare, è riuscito anche lui grazie al web comunque ad emergere tanto e a superare anche tante difficoltà e su questo lo apprezziamo tantissimo. Ci sono alcune cose che magari non possiamo condividere, diciamo, da content creator per determinate cose che può portare come contenuti eccetera, però comunque sono cose soggettive, ecco. Lui comunque ha preso questa strada, Twitch comunque è stata una rivelazione per lui. Rubino, ripeto, proprio amicone, l'amicone romano, ti mette sempre di buon umore, la battutina, poi lui e Tatino insieme fanno una coppia assurda. Rubino è bravo veramente, lo apprezzo tantissimo. Ok, allora, siamo arrivati più o meno a 8 minuti, quindi penso che sia anche il momento di farti un nome, perché dagli 8 minuti lo sai, cioè si comincia a monetizzare. Calda, sì, diciamo. Si comincia a monetizzare, quindi posso fare questo nome. Tra l'altro ho pure comprato i microfoni, non so se ci hai fatto caso. Wow, spese sordi, grande. Non saranno i Rode, però 300 euro sono partiti, te lo assicuro. Sono meglio dei Rode, secondo me. Sono pure meglio? Sì, sono meglio per me. Perfetto, no, perché qualcuno mi aveva consigliato di prendere i Rode, ho preso direttamente DJI. Sono Perfetto. Io ti farei un nome allora a questo punto. Cosa ne pensi di Blur? Aspetta, Cosa succede? Colpo di scena. Ah, ok. Parliamo così, parliamo. Va bene. Vabbè, mica è un problema. No, non è un Sì, problema. okay, vabbè. Tanto la maglietta è chiara. La maglietta è chiara, per fare i video ci vuole una maglietta chiara. Va bene. Allora, a parte, diciamo, la maglietta, vorrei essere anche un po' serio, ok? Perché probabilmente questa sarà una parte che forse, non lo so, o meno, guarderà anche lui, non lo so questo. Allora, partiamo dal presupposto che noi tutti che siamo sul web, tu, noi, chiunque, abbiamo una grossissima responsabilità nei confronti di chi ci segue. Sbagliamo, io sbaglio, Fuse
sbaglia, altri possono sbagliare, eccetera, però quello che non dobbiamo mai perdere il focus è che comunque le persone che ci seguono sono comunque dei ragazzi, anche lui comunque ha un pubblico giovane, ma non solo, anche più grande probabilmente, però non deve mai, secondo me, perdere di vista il fatto che noi possiamo essere, tra virgolette, ecco, influencer nei loro confronti. Ti dico questo perché, ripeto, premetto che noi in primis sbagliamo tante cose e ci rimettiamo noi stessi nelle cose che sbagliamo, quindi siamo noi artefici di tutto quello che ci succede attorno, ecco. Ok. Partendo da questo presupposto qui, io voglio raccontare una cosa che è successa, che magari appunto non tutti sanno. C'è stata, sai, come ti ho parlato anche prima, anche la questione del video di Fede che ha fatto, diciamo, tra virgolette, contro il Napoli, contro di me, spiattellando, diciamo, al web quello che è successo, diciamo, privatamente. Allora, finché, diciamo, è restato lì, quel video lì, che poi Fede ha rimosso, a me non mi ha fatto male, però mi ha fatto male fino, ecco, a un certo punto. Però sappiamo che le cose inserite all'interno del web poi vengono masticate, ovviamente, dai quelli che fanno le reaction, tutti, compreso anche Blur e non solo, anche tantissimi altri, che hanno un seguito importante, importantissimo, sì. Perché per me Blur in quello che fa, e non possiamo negarlo oggi perché la verità è il migliore, non sono io a dirlo, Lo dicono pure i numeri, ma dicono soprattutto i numeri, ma quello che fa anche per come lo fa, quindi saremo degli ipocriti a dire che non è così. Però allo stesso tempo, continuando a raccontare quello che stavo dicendo, una volta che dà in pasto quello che ha fatto Fede, diciamo, alle persone che appunto vanno a reactare quello che ha fatto Fede, diciamo, puoi anche dare una grandissima botta, tra virgolette, alla persona, in questo caso io, che viene messo praticamente come carne da macello all'interno del web. Io posso aver sbagliato, l'ho detto a Fede, eccetera, erano cose private, sono state spiattellate, non è un problema. Posso essere un bambino o meno, bloccare di qua, di là. Ognuno poi reagisce come gli viene, ecco. Io quello che posso raccontare, che ripeto, non ho mai detto a nessuno, è che, diciamo, quando ho visto quei 30-40 mila spettatori, appunto, che stavano in diretta da Blur e lui che stava reactando quello che stava dicendo, appunto, Federico, ma io mi sono sentito, non dico male, ma di più, ma malissimo dentro. Ed è una cosa che non auguro a nessuno, ma non tanto per quello che ha detto, perché trova appunto il tempo che trova, lui può dire tutto quello che vuole, gli è permesso, e anche questo è sbagliato, però non fa niente, perché è Blur e quindi è sempre sacrosanto, eccetera. Però, ripeto, io ho avuto una reazione, nessuno lo sa questo, molto emotiva e molto forte, tanto che il giorno dopo a quello che è successo, io ovviamente ho dormito pochissimo la notte, dovevo andare a fare un servizio, ecco, giù Napoli, e in questa discesa che mi portava, diciamo, al raggiungimento della mia meta sono passate tante macchine, ok? E io in quel momento lì ho pensato a delle cose brutte che non voglio neanche ripetere, sinceramente. è una cosa Realmente, forte. è una cosa fortissima che dico, perché ci sono rimasto veramente, è stato un trauma per me, un trauma fortissimo, e per me è anche difficile in questo momento a raccontarlo. E tra l'altro voglio essere pure sincero su questa cosa, io non ne sapevo No, assolutamente non sapevo niente, allora, cioè la prima volta che lo questa sento. cosa la sa Antonio, Andrea e Federico, basta, non lo sa nessuno. Questo io mi sono sentito di dirlo per un fine, però non lo sto dicendo né per fare pietà e né niente, questo per dire che... No, ma infatti è un messaggio No, che si vuole lanciare, voglio mandare un messaggio a Blur, ma non solo a Blur, anche a tutti coloro che fanno questo di mestiere, nei confronti soprattutto di persone che vengono seguite tantissimo. Ripeto, abbiamo una grandissima responsabilità. In questo momento sono capitato io, che magari sono stato in quel momento lì, tra virgolette, di testa forte, a non fare quel gesto, ok? Perché sono stato, dopo pensandoci, ho detto, veramente sono stato forte a non fare quella cosa lì, e fortunatamente poi c'è stato Antonio e Andrea che mi sono stati tanto vicini, perché neanche a tantissime persone, ecco, l'ho detto. Però voglio dire questo, ripeto, non per fare pietà a qualcuno, no, sicuramente la gente nei commenti commenterà cose becere, però non fa niente, va bene. Questo per dire che comunque tutti quanti qui sul web abbiamo delle responsabilità. Non tutti possono dire tutto di tutti, perché non ero io, ma era un'altra persona che magari Blur reactava e lo facevano a me, una persona molto fragile, molto più fragile di me. Se avesse fatto quel gesto sarebbe stato un disastro. Sarebbe stato un disastro, ma non solo per me, ma sarebbe stato un disastro secondo me anche per Blur. Quindi questo secondo me è una cosa che deve portare a riflettere lui, che comunque il potere che lui ha nei confronti, diciamo, del pubblico che lo segue è enorme, molto di più rispetto a tutti gli altri, perché lui per me è in cima, è al primo posto negli influencer italiani per quello che fa. Quindi questo deve essere un messaggio, ripeto, non solo per lui, ma un messaggio per tutti, anche per me stesso, anche per Andrea, per tutti, per te. Diciamo per saper tutti. dosare Saper dosare le cose, perché parole. ripeto, non si sa mai nella testa delle persone, di altre può passare persone, in quel cosa può momento, passare in tra quel l'altro. momento, e poi lì, ripeto, ci può andare sotto anche, tra virgolette, Blur, ma no per forza di avere le colpe, perché non avrà mai colpe, ma proprio mentalmente. Io provo a mettermi, seppur molto lontanamente, nei tuoi panni, posso capire quella situazione, perché ti trovi in pratica... No, io ho avuto una shitstorm assurda. Esatto. Non avete idea dei miei direct, non avete i messaggi di morte
perché, ripeto, finché siamo rimasti lì nel video di Federico, la cosa era calma, ma da quando io sono stato tutta la notte a leggere i direct, cosa sbagliatissima perché non dovevo farlo, però la mia mente mi portava lì a dire... Pure per una questione di curiosità, per sapere insomma il il web cosa ne pensava. A me arrivavano ogni singolo secondo, dopo che ho fatto le reaction, Blur mi arrivava ogni singolo secondo su direct, aggiornava e mi arrivavano messaggi di morte. Ogni secondo, ogni singolo secondo. Per questo, ripeto, tutti noi abbiamo una grandissima responsabilità, lui ancora di più secondo me di noi, per il pubblico enorme che ha. Ripeto, questo voglio mandare un messaggio, ripeto, non solo a lui ma a tutti quanti, in modo tale da poter evitare, tra virgolette, un'eventuale tragedia che spero che non succeda mai e che questo sia di stimolo per tutti a poter stare... Le prese per il culo ci stanno, però in non andare, tra virgolette, oltre. Perché poi magari si lui... rischia l'accanimento. No, perché magari lui magari non ha detto niente contro di me, di così esagerato, mi ha curato la morte. No, sono le persone che si prendono il dito. Poi, bravo, sono le persone che poi che seguono lui che fanno questo. Questo è quello che ho voluto raccontare. Poi ripeto, come persona non lo conosco, dicono tutti quanti che sia una persona totalmente diversa da quello che si mostra sul web, una persona molto pacata, molto semplice, molto divertente, molto amichevole. Però non ho mai avuto l'onore di conoscerlo, non lo so, solo di sfuggita l'ho visto e penso che sia così da esterno e quindi entra totalmente nel personaggio. Poi quando c'è la telecamera puntata è una scelta. Magari arriverà il giorno in cui lo conoscerai, lo conosceremo. Vedremo. Allora, ti rimetti il maglione? Vado. Sì, te lo rimetti il maglione. Ok. Qui c'è molta curiosità da parte mia. Cosa ne pensi di Tony Tubo? Allora, Tony, dal punto di vista umano ci ha dato tanto anche sia singolarmente che come gruppo. Come sapete già, comunque Tony ha scelto di non percorrere la strada, diciamo, con gli Elites. Noi abbiamo insistito veramente, ma veramente tanto che ci fosse lui nel roster, diciamo, degli Elites, anche perché lui faceva e fa ancora cose che comunque noi, tra virgolette, non facciamo, cioè quello di streamare. Quindi sarebbe stato bello, appunto, sia come gruppo, sia come amicizia, sia come individualità, ecco, diversa da noi, che ci fosse appunto all'interno del nostro gruppo. Ha scelto una strada diversa, alcune cose sono state condivisibili, altre meno, però di Tony ci ha dato tanto, soprattutto quando, tra virgolette, eravamo un po' più piccolini, ci ha dato sempre grandissimi consigli e su questo non possiamo che ringraziarlo, ecco, ci ha veramente dato tanto. Allo stesso tempo, secondo me, Tony poteva darci ancora di più perché si è limitato a fare quello che sa fare bene e secondo me lui poteva dare tanto di più sia a noi come gruppo e sia per se stesso. È un'occasione sprecata per me, ma non il fatto che appunto non abbia fatto parte degli Elites, ma proprio di poter fare altro, anche perché lui è in grado di poterlo fare. Poi l'abbiamo conosciuto, è un po' pigro, sono tante sfaccettature comunque di Tony che molti non sanno, però avrebbe potuto fare veramente tanto di più rispetto a quello che sta facendo ora o ha fatto, perché le ha avuto e ha, secondo me, ancora delle grandi potenzialità. Quello che fa per me è limitante per lui, però se a lui sta bene, se lui è felice soprattutto così, non può farci che piacere. Poi ovviamente ci siamo un po' distaccati per il lavoro che facciamo, per diverse esigenze, ma insomma. Assolutamente, l'ha detto pure lui questo, quindi non possiamo trovarci che d'accordo su questo. Ok, mi hai nominato il gruppo degli Elites, ti faccio il nome di uno degli Elites. Sì. Cosa ne pensi di Harry? Allora, io Harry è uno scassacato, cioè proprio detto proprio così, nel senso che è una persona molto precisa, come poi lo siamo anche noi, lo sono anche io, andiamo molto in contrasto a volte comunque tra di noi, perché secondo me siamo molto simili non come carattere, che sono molto più estruso, magari lui è un po' più chiuso, però proprio negli obiettivi, ecco, okay, nel voler comunque raggiungere una perfezione di determinate cose. Sotto questo punto di vista io lo ammiro anche, perché tante cose, lui anche come Tony, secondo me ha ancora un grandissimo margine di crescita, soprattutto nei contenuti che a lui piace fare. Lui comunque si è menato nel mondo dell'abbigliamento, eccetera, veramente io lo auguro soprattutto di poter sfondare il prima possibile con Out Pattern, perché è un progetto bellissimo. A livello personale andiamo in contrasto, cioè è sempre stato così, io e Harry, è stato sempre un odio-amore, però poi quando stiamo bene tutti insieme, cioè l'amicizia poi va oltre a tutto, siamo comunque dei capisaldi appunto degli Elites, nonostante abbiamo tutte e due delle teste calde, però diciamo ci compensiamo tutti quanti, quindi vaffanculo Harry. Perfetto, ti faccio qualche altro nome perché abbiamo parlato tanto. Vai. Cosa ne pensi di Frene? Allora, Frene, sappiamo che comunque in generale comunque nella cerchia di Blur e quello che ha fatto e quello che ha, e grazie comunque alle sue doti, ecco, da streamer eccetera, comunque è stato aiutato ovviamente da Blur e dalla Sia Crew, come magari noi siamo stati aiutati dagli Elites ad emergere ancora di più. A me quello che ha fatto molto piacere di Frene, ripeto, non lo conosco come persona, però quello che ho apprezzato, ecco, il fatto che, se non sbaglio, lui ha reactato a quello che, diciamo, la mia confessione sul fatto del trapianto eccetera, e sono rimasto piacevolmente meravigliato dalle parole che mi ha
detto, a differenza di altri, e quindi da questo deduco che comunque sia una persona umana, molto umana e che comunque si riesce ad immedesimare, ecco, in una persona che magari ha sofferto, eccetera, cosa che magari non tutti possono fare e sanno fare, ecco. Come streamer non lo seguo, cioè non ti so dire, non l'ho mai visto tanto, però mi hanno mandato appunto questo video e so che ha avuto delle belle parole per me e lo ringrazio, ecco, pubblicamente. Ok, faccio l'ultimo nome, mi è venuto in mente proprio in questo momento un'altra piccola scintilla che c'è stata nella YouTuber League. Cosa ne pensi di Ragnar? Allora, come ho detto prima, le cose che succedono in campo rimangono sul campo, quindi diciamo fuori dal campo ovviamente non dico che ci siamo chiariti perché non ci siamo chiariti, però comunque è rimasto diciamo un rapporto normale, tra virgolette di amicizia, nel senso che io ci parlo, lui mi parla, poi è venuto qui a Napoli per la GOAT, abbiamo parlato, siamo stati insieme, cioè come se non fosse successo niente, diciamo. Sì. Come persona, allora lui è un personaggio un po' come Patrizio, è nel personaggio sempre, al 101% sia dentro che fuori dal campo, sempre. Quindi questo può essere una nota di merito, ok, nei suoi confronti in questo caso qua, ma può essere comunque anche un'arma a doppio taglio, perché poi può prendere anche tutto sempre seriamente, sempre, che poi proprio lui è così, è di carattere, ci sta, ognuno è fatto in un modo. Anche lui comunque pure è una brava persona, siamo tutti dei bravi ragazzi, se stiamo sul web, quella è la cosa. Allora, penso che possiamo concludere così questo ricco cosa ne pensi, ripeto, non ne sapevo nulla, anzi ti voglio pure ringraziare per esserti concesso, diciamo. Allora, io non l'ho fatto per fare pietà perché non tenga proprio bisogno, non voglio fare pietà a nessuno. Io ho capito perfettamente perché l'hai fatto. Volevo mandare altrimenti già l'avrei detto tempo fa, se avessi voluto fare... E tra l'altro sul tuo canale voglio che questa cosa sia una cosa chiara, perciò ti stavo ringraziando perché non è da tutti, cioè ti sei concesso comunque in un mio video a dire una cosa tua personale che ripeto... Ma per mandare un messaggio, nessuno sapeva. Voglio mandare un messaggio proprio, ma soprattutto in questo periodo pure storico dove stiamo vedendo se ne sente un po' di tutti i colori. Di tutto, quindi anzi, e lo dico anche per sensibilizzare, diciamo, tutti noi a stare, diciamo, un po' più attenti, a essere meno temperati su tutto. In primis io, quindi spero che sia un messaggio positivo per tutta la community, ecco. Perfetto, ragazzi, se questo cosa ne pensi vi è piaciuto, ne volete degli altri, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, continuate a seguirci e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!